Verona e Tavagnacco in campo in un pomeriggio glaciale nel big match tra quarta e seconda del massimo campionato femminile. Mister Longega può finalmente far debuttare l'italo-canadese Alissa Lagonia. Niente da fare per Capitan Gabbiadini, solamente in panchina al pari di Silvia Toselli e Ciaccata. Botta e risposta al 13°, ci provano le friulane che colgono la difesa scaligera sbilanciata ma non ne approfittano e sul rovesciamento di fronte Carolina Pini sbaglia il controllo da posizione favorevole. Sempre Pini poco dopo calcia altissimo davanti a Marchitelli. Il Tavagnacco risponde con Parisi che scalda le mani a Ockstrom. Al 24° gol annullato a Girelli per un fuorigioco discutibile su un lunghissimo lancio di Lagonia. Forse il direttore di gara ha concesso il calcio di punizione alle friulane per un fallo sul portiere Marchitelli. Prima frazione di gioco che si chiude a reti inviolate con un Verona che si è fatto preferire per le trame di gioco. La ripresa si apre con le scaligere in avanti ed il tentativo di Cristiana Girelli che incorna fuori. Subito dopo bellissimo il suggerimento di Gelmetti in area dove Carissimi e Girelli non arrivano alla deviazione. Tavagnacco in avanti al 18°, ma la conclusione di Alice Parisi non impensierisce a Ockstrom. Friulani in vantaggio al 20°, cross dalla destra di Tuttino, Brumana sfiora, palla che giunge a Parisi che sul filo del fuorigioco insacca senza difficoltà. Palla al centro e le veronesi pervengono subito al pareggio. Girelli dalla linea di fondo calcia un violento assist in mezzo per l'accorrente Carolina Pini che insacca. Proteste da parte delle friulane per un presunto tocco di mano della numero 11 Scaligera. Il match sembra destinato a terminare in parità ed invece a spezzare gli equilibri in campo al 42° arriva il gran gol di Alice Parisi che da fuori area non lascia scampo a Ockstrom portando in vantaggio le udinesi. A tempo scaduto arriva anche la terza pesantissima rete per le friulane in gol con Paola Brumana che fissa il risultato finale sul 3-1 in favore della squadra udinese. Il Tavagnacco vince a Verona e riapre il discorso scudetto. Per le gialloblu, protagoniste di una buona gara, è sicuramente una stagione no. Mercoledì a Mozzecane si disputa il match di recupero tra le due compagini veronesi del massimo campionato.